Oggi giornata di esami a consuntivo dei corsi effettuati da parte dell'ERAP, un ERAP che ad Agrigento è presente da tanti anni ma anche in varie sedi della Sicilia. Ecco, facciamo un consuntivo di questa attività di addestramento professionale da parte del vostro ente. Sì, un ERAP che è presente ad Agrigento da moltissimi anni e che si conferma il primo ente ad Agrigento senza tema di smentita e con numeri alla mano. Oggi abbiamo molti esami, nonostante sabato, di OSA, di ASACOM e comunque di altri corsi che sono la fine dei corsi che già abbiamo finito. Di contro abbiamo già molti corsi avviati nella sede, una sede molto centrale qua a Villaggio Mosè che è un punto di riferimento non solo per l'utenza di Agrigento ma per molti paesi dell'Interland che usufruiscono dei servizi che eroga l'ERAP. Voglio sottolineare che l'ERAP è capofila di un gruppo di molti enti accreditati e che oggi ha una presenza in 60 sedi in tutta la Sicilia. Continuiamo ad essere i primi in questo settore, esistiamo dal 1996 e quindi dopo 28 anni continuiamo nella nostra attività quotidiana nell'erogare corsi, lauree, diplomi, servizi vari di formazione. Quali sono i settori che maggiormente consigliate per uno sbocco professionale occupativo? Guardi, noi abbiamo circa 30 tipologie di corsi che alla fine del corso e comunque dopo l'esame un buon 80% lo possiamo documentare, trovano sempre il posto di lavoro. Quindi leghiamo molto i corsi di formazione autorizzati con la Regione Sicilia, ma ne facciamo altri anche con le altre regioni. Leghiamo comunque questi corsi al mondo del lavoro. Diciamo che sia nel settore del sociale, che del turistico, che dell'agricoltura, che del commerciale, dell'informatica, dell'aziendale, dell'industriale, abbiamo 30-40 tipologie di corsi che trovano tutti un nesso e un collegamento diretto con il mondo del lavoro. Quindi l'obiettivo nostro, la nostra missione è legare, come facciamo dal 96, da 28 anni, da oltre 28 anni, la formazione professionale e l'istruzione al mondo del lavoro. Salvatore, allora siamo a consuntivo di un'annata importante relativamente alla formazione professionale. Oggi sono momento finale con gli esami. Ecco, facciamo un po' il resoconto di ciò che è stata questa attività del vostro ente di formazione. Sì, insomma, quest'anno come tutti gli altri anni si è avuta una bella presenza di persone che hanno svariato in varie tipologie di corsi. Principalmente ho notato più sull'assistenza alla persona, quindi come oggi ad esempio stiamo facendo degli esami per quanto riguarda la figura dell'operatore socioassistenziale e per la figura dell'ASACOM, quindi anche ieri c'è stato un altro esame. Comunque diciamo che l'anno è andato bene, si sta chiudendo ancora meglio. Diciamo che abbiamo avuto come dicevo, delle figure prettamente per l'assistenza personale, e questa è una grande cosa, vuol dire che nel nostro territorio questa figura si rende quasi indispensabile ed è molto richiesta, quindi diciamo che specialmente l'ASACOM, l'assistente per le persone con disabilità, che trovano occupazione principalmente nelle scuole, oltre che anche in ambiente domiciliare. Quindi le scuole stanno facendo sempre più richiesta di queste figure che assistono insieme all'insegnante di sostegno i bambini portatori di disabilità. Quindi ci riteniamo un po' soddisfatti di questo nostro operato, insomma speriamo anche nel prossimo futuro di continuare così, cosa che è nelle previsioni. Diciamo che per adesso abbiamo anche in atto dei corsi sull'operatore sociosanitario, che è un'altra figura di grande rilevanza per quanto riguarda l'occupazione. Stiamo facendo anche un corso per assistente allo studio odontoiatrico, quindi un'altra figura importante richiesta in ambito delle varie strutture odontoiatriche. Quindi appunto, come dicevo, siamo soddisfatti e l'anno si sta chiudendo abbastanza bene.